Dopo il successo di aprile, Parco San Giuliano ospiterà sabato 29 settembre una nuova tappa di rugby nei parchi, la manifestazione sportiva itinerante patrocinata dalla Federazione Italiana Rugby che riunisce adulti e bambini in un momento di gioco e condivisione all'insegna dei valori di questo sport. Il rugby è una scuola di vita, come si dice, la nostra pubblicità è proprio questa, dà dei valori che credo che altri sport non possono dare. Il solo fatto che alla fine della partita si faccia un terzo tempo, che organizzeremo anche lì a Rugby nei Parchi, a San Giuliano, in cui le due squadre che sono affrontate sul campo in amicizia si mangiano una pasta asciutto o si divertono a raccontarsi di cosa hanno combinato in campo, è unico, è una cosa che non succede in nessun altro sport. La formula è la stessa. Dalle 15 in zona Porta Rossa le aree verdi del parco si trasformeranno in campi da gioco, dove bambini e bambine dai 5 ai 12 anni potranno cimentarsi in prima persona con la palla ovale, coadiuvati dagli istruttori. Basterà essere accompagnati da mamma o papà in abbigliamento sportivo. Un'iniziativa che ha anche un valore sociale, una filosofia che può diventare un efficace rimedio anche al bullismo. È uno sport particolare, uno sport che per avanzare bisogna sostenere e nessuno è grande campione, nessuno risolve la partita da solo. Tu puoi arrivare in meta e far vincere la tua squadra soltanto se i tuoi compagni ti hanno aiutato per poterlo fare. Quindi il sostegno è primario e questo è una cosa unica da insegnare ai bambini attraverso uno sport. Il rugby accetta tutti, ti può anche dare la forza per reagire al di fuori del campo quando ti trovi davanti a delle persone che vogliono fare gli sbruffoni con te, oppure portare gli sbruffoni a giocare a rugby, così fargli capire che non è una cosa molto facile giocare a rugby. Quindi venire placati e sottostare a delle regole, la disciplina, dentro e fuori del campo va benissimo.